In questi giorni Venezia ricorda uno dei suoi patriarchi più amati, il cardinale Marco Cè, nel 7° anniversario della morte. Dopo 23 anni di servizio, umile quanto volete, a questa comunità io non avevo altra famiglia che questa. Venezia era la mia chiesa e la mia casa, il presbiterio, la mia famiglia. Oggi Don Giacinto Danieli, tra i più stretti collaboratori del cardinale, lo ricorda così. Vado di frequente davanti alla sua tomba, che è qui nella cripta della Basilica di San Marco, e leggo appunto la scrittura Christus ipse pax. Era un'idea dominante proprio anche del suo sia magistero, sia le prediche, sia anche i colloqui personali. Personalmente mi colpiva tanto la semplicità e la signorilità. Non ha dimenticato da dove veniva da un ambiente semplice. Lui ogni tanto lo diceva, i miei erano contadini, lavoravano nei campi. Era molto attento alla persona, e accoglieva sempre, ascoltava soprattutto. E io dico, mi dava l'impressione che non fosse tanto preoccupato di dare delle risposte quanto di indicare la risposta. Lui si rifaceva sempre a nostro Signore Gesù Cristo. Dunque, grazie Patriarca Marco, da tutta la città.